Buonasera a tutti. Questa sera il relatore è il professor Enrico Di Bella, che è professore ordinario di statistica sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Genova e ha al suo attivo numerose pubblicazioni di grande qualità per quanto riguarda proprio l'analisi quantitativa della società e in particolare anche con attenzione per la disuguaglianza di genere. Nel caso odierno, il titolo della sua conferenza, come avrete visto, è Le prospettive demografiche dell'Unione Europea fra invecchiamento e nuove tecnologie. È un argomento molto importante, sicuramente complesso, rispetto al quale si sentono e si leggono sovente delle informazioni, direi, di bassa qualità, mentre credo che sia proprio necessario avere delle persone di grande competenza come Enrico Di Bella che ci aiutino a inquadrare questo problema e a meglio comprendere la validità di misure che possono essere prese proprio in questo ambito. Vi ringrazio e do la parola a lui. Grazie dell'invito, grazie, sempre un piacere. Ho partecipato da uditore in passato a delle conferenze qua in accademia ed è veramente una soddisfazione personale passare invece ad essere il presentatore. Dunque, prospettive demografiche dell'Unione Europea, quindi parleremo in realtà poco della Liguria, pochissimo di Genova, parleremo dell'Italia, parleremo dell'Unione Europea e l'Italia come si colloca un po' nel quadro dell'Unione Europea, parleremo dell'Unione Europea nel mondo, cioè cerchiamo di fare un po' uno zoom verso l'alto. Ho usato il termine invecchiamento e non longevità per una ragione ben precisa, perché sono due concetti diversi dal punto di vista demografico, perché parleremo della longevità come quel fenomeno che è attualmente in atto, che è l'allungamento dell'aspettativa di vita per tutta una serie di fattori, quali per esempio il miglioramento delle condizioni sanitarie e quindi quella che è la riduzione dei cosiddetti tassi di mortalità e stat specifici. Ma l'invecchiamento è in realtà l'innalzamento dell'età media della popolazione legata alla maggior longevità, che non ci sarebbe nulla nel vivere di più. Il problema è che abbiamo sempre meno bambini e quindi in realtà è il calo della natalità che congiuntamente con la longevità, che di per sé è un elemento positivo, porta a un invecchiamento della popolazione. Purtroppo, come vedremo poi in una slide, questo cambiamento demografico nel quale ci troviamo è caratterizzato da, scusate, rimango ancora un attimo qua, è caratterizzato da 3 I di cui parleremo, di cui una è molto importante, inevitabile, poi ne parleremo un pochino. In questo momento si parla molto di politiche demografiche, ma siamo in un ritardo estremamente forte e è una nuova sfida per l'umanità, non per un paese. Cioè ci troviamo, e arriviamo poi ad un'altra I che vedremo, in una situazione inedita. Non è mai successa nella storia dell'uomo quanto sta accadendo ora. Quindi l'analisi demografica, queste sono delle slide che io magari lascio, poi se vengono rese disponibili può essere interessante qualche approfondimento, non è che voglio fare la lezioncina. L'analisi demografica in sé studia la popolazione umana, il suo ammontare e i suoi cambiamenti, legati soprattutto alla mortalità, e la mortalità è la morte intesa come fenomeno sociale, importantissimo, la natalità. Poi parliamo di fecondità e non di fertilità in demografia, ovviamente, anche se in inglese si usa fertility, in realtà sono due concetti molto diversi. La fecondità è la capacità riproduttiva, la forza riproduttiva di una popolazione, generalmente misurata in termini di figli per donna, mentre la fertilità è un fattore biologico legato alla capacità proprio biologica di poter avere figli. E poi altro termine molto importante del quale io però parlerò poco perché comunque i temi sono talmente tanti che non si riescono ad approfondire tutti adeguatamente, il tema della mobilità, delle migrazioni in genere. E non pensate semplicemente alle migrazioni che dall'Africa vengono per esempio in Europa, perché le grandi migrazioni sono in Asia tra paesi asiatici.
e quindi c'è molta cattiva informazione anche sui fenomeni migratori mondiali. La demografia però si è sempre posta da subito come scienza che studia l'evoluzione della popolazione. Diciamo che le sue origini possono essere possono essere ricondotte ai lavori di Botero, di Malthus. In realtà poi, come sapete, i grandi autori rielaborano teorie e pensieri degli studiosi precedenti, però sono due figure molto importanti in cui Botero parlava di questa virtus generativa e una virtus nutritiva in conflitto tra di loro, perché come vedremo poi nella situazione del quello che viene chiamato ancien régime, cioè il modello demografico precedente a quello in cui siamo adesso, c'erano periodi di forte crescita della popolazione e di forte calo della popolazione, per ragioni che vedremo dopo. E quindi da lì pensiero di Malthus, famosissimo, che ho avuto modo di studiare per la prima volta nel corso di storia economica, economia ai tempi, però effettivamente cerca di capire le ragioni di questa evoluzione della popolazione e quindi proponeva, tra le altre cose, anche il controllo delle nascite in maniera molto semplificata, insomma. In realtà la demografia, come la conosciamo oggi, nasce nel 45 in linea di massima, con un lavoro di un demografo, uno scienziato francese, Landry, che propone una distinzione tra demografia quantitativa e qualitativa, ma soprattutto dice la demografia non è semplicemente una analisi dei numeri dei nati, dei morti, una contabilità, diciamo così, statistica, ma è una disciplina che deve interfacciarsi con altri studiosi, prima di tutto medici. Sappiamo che la rivoluzione scientifica, medica e l'igiene pubblica in particolare sono quelle che hanno permesso alla popolazione umana di svilupparsi numericamente molto, molto forte, in maniera molto forte, ma soprattutto poi è una scienza interdisciplinare. Infatti oggi la demografia include anche tutti gli aspetti appunto legati alle migrazioni, comportamenti sociali e così via. Quindi gli elementi fondamentali, diciamo così, per quello che ci riguarda oggi sono legati alla natalità, alla fecondità, quindi anche la fertilità, perché in realtà gli stili di vita poi possono avere delle influenze sulla fertilità che ha degli effetti poi anche sulla fecondità, ma è un concetto diverso, come abbiamo detto. I percorsi di vita delle persone, perché comunque decidere di studiare è una cosa molto positiva, si posticipano magari per altri motivi comportamenti riproduttivi. Abbiamo la possibilità ormai con pochi euro di visitare l'Europa, visitare il mondo, andare a lavorare a Singapore per 5 anni prima di ritornare, magari stabilizzarsi, quindi cambiano, quindi si posticipano certi comportamenti riproduttivi, tanto è vero che ad oggi l'età media delle primipare, l'età media delle donne al primo figlio ormai ha superato i 31 anni in Italia. E poi dall'altra parte abbiamo tutti i fenomeni legati l'invecchiamento attivo in particolare, ma comunque parliamo di aging, in cui aging c'è proprio, si inizia a invecchiare nel momento in cui si nasce, no? Quindi anche arrivare in una certa condizione di salute nelle età avanzate dipende da come ci siamo comportati prima, anche da giovani, e quindi è un processo complesso. Ma perché parliamo di demografia e perché ci interessa? Ovvio, lo sappiamo, problemi legati alla sostenibilità del sistema pensionistico, sempre più anziani, sempre meno giovani, perché il nostro sistema pensionistico è un sistema pensionistico che non è per competenza, diciamo così, ma è per cassa. Adesso abbiamo un sistema contributivo, però i contributi che vengono versati oggi sono utilizzati sostanzialmente per pagare le pensioni dei percipienti di oggi. Non vengono come nelle pensioni integrative o nei fondi messi da parte per poi averne diritto successivamente. Sostenibilità del sistema sanitario, perché? Perché avremo sempre più persone che hanno necessità di assistenza medica, di caregiving in generale, e dall'altra parte con il calo dei giovani che vedremo avremo anche sempre meno caregiver, professionisti, infermieri, medici, cioè se leggete tutti anche voi le notizie della difficoltà nel riuscire a trovare medici. Altro elemento importante è quello delle forze di lavoro di cui parleremo, quindi metto sul tavolo già alcuni argomenti di cui parleremo un pochino oggi. Se noi abbiamo una forza lavoro che invecchia, abbiamo una forza lavoro meno produttiva, con meno forza, energia per produrre o anche
che esce dal mercato del lavoro e non viene correttamente reintegrata. E conseguentemente la nostra capacità produttiva come sistema paese, come Europa, ma poi come vedremo anche come pianeta, va a diminuire. Quindi da qui uno dei concetti che vedremo. Se noi continuiamo ad utilizzare, giustamente forse, come principale misura dell'andamento economico di un paese il prodotto interno lordo, è chiaro che se perdiamo un 30% della forza produttiva o aumentiamo la produttività del lavoro, oppure difficilmente riusciremo ad avere un PIL che continuerà a crescere. Magari crescerà il PIL pro capite, ma il PIL come aggregato dell'economia generale andrà a diminuire. Comunque c'è un problema grosso di sostenibilità dei sistemi di welfare in generale, l'indebitamento dello Stato che continua ad aumentare, i nostri parametri che sono rapporto debito-PIL, il debito si è destinato ad aumentare per sostenere una spesa di welfare che ci aspetterà e il PIL non crescerà o ridurrà la sua crescita, questi indicatori diventeranno ancora pesanti. Quindi sono tutti elementi sui quali è necessario fare una valutazione. Ora, i modelli che vengono utilizzati in demografia per le previsioni demografiche sono piuttosto complessi, però si basano su una formula piuttosto semplice, intuitiva. Dopodiché i valori che vengono utilizzati per questa formula, all'interno di questa formula, devono essere determinati in maniera abbastanza complessa. Però in qualche modo possiamo dire che se noi abbiamo una popolazione all'inizio dell'anno, andiamo a vedere sostanzialmente quante persone nascono, quante persone muoiono, quante persone vengono, gli immigrati, quante persone se ne vanno e poi alla fine abbiamo la popolazione a fine periodo. Ci sono evidentemente tutta una serie di fattori economici, sociali, ambientali che influiscono su questi elementi, per ragioni che vedremo anche dopo. Il risultato di questo processo è una banalissima formula che ci dice che il numero di persone in un paese, per esempio, al tempo T, dopo un anno, diciamo così, a fine anno, è uguale alla popolazione inizio anno, più i nati, meno i morti, più gli immigrati, meno gli immigrati. È il cosiddetto bilancio demografico. E da qua si parla del saldo totale della popolazione, del saldo naturale e saldo migratorio. Piccolo ripasso di cose elementari. In Italia non ci siamo mai in realtà preoccupati troppo di che cosa stava succedendo dal punto di vista della popolazione, perché più o meno sino al 2012 la popolazione è andata avanti, è cresciuta. Tra l'altro negli anni 60 abbiamo avuto i record di nascite con più di 1 milione di bambini nati. Ecco, nel 2022 siamo andati sotto i 400.000 e il 2023 non ci sono ancora proprio i dati definitivi, ma dovrebbe essere andato ancora peggio, quindi il record negativo in assoluto. Non ci sono state grandi politiche di natalità per la famiglia perché ci sono vari lavori che provano ad affrontare perché c'è stato questo vuoto politico molto forte, probabilmente perché comunque tutti i regimi autoritari fanno della famiglia, della natalità un mezzo di comunicazione molto importante e quindi si preferiva allontanarsi da alcuni messaggi di epoca fascista, però ci sono poi anche altre interpretazioni, ecco, però comunque sta di fatto che noi non abbiamo una politica non abbiamo mai avuto una vera politica per la natalità e per la famiglia in Italia. La situazione poi è iniziata un po' a cambiare, tanto è vero che nella parte centrale del decennio scorso la crescita si è rallentata e abbiamo raggiunto il nostro apice. Adesso abbiamo iniziato il declino da più di 60 milioni di abitanti che eravamo negli anni 2015-2019, siamo adesso a 58 milioni. E le previsioni, che poi vedremo più nel dettaglio successivamente, la linea blu che vedete in questo grafico, ci dicono che nel 2050 dovremmo essere meno di 52 milioni, con un declino che non sta rallentando in questo grafico, sta accelerando, se ci fate caso. La linea rossa che vedete e di cui i valori potete leggere sulla scala di destra rappresenta la percentuale di ultra 65 anni nella popolazione, che se all'inizio del 2000, quindi all'inizio del millennio, era al di sotto del 20%, a metà di questo secolo sarà più del 35%. Quindi una popolazione che per l'appunto sta invecchiando.
Questa tabella di dati, che ovviamente non vi chiederò di guardare, imparare a memoria, però riporta quello che viene chiamato il bilancio demografico. Il bilancio demografico è un po' la contabilità della popolazione che Istat fa ogni anno. Sul 2022 i dati sono ancora parziali, diciamo così, però partendo dal 2019, in cui avevamo al 1° gennaio 50.816.000 abitanti in Italia, alla fine del 2022 eravamo 58.997.000. Quindi abbiamo perso circa 1 milione di abitanti nel corso del tempo. La situazione nel 2022 sembrerebbe essere un pochino migliore, in realtà poi qua dentro ci sono anche degli aggiustamenti legati al censimento permanente che ha risolto un po' di problemi sulle anagrafi, quindi forse c'erano delle sovrastime precedentemente, però vediamo che l'anno peggiore per la popolazione è stato il 2020. C'è stato un incremento delle morti, in realtà importante, non rivoluzionario, ecco, siamo passati da 634.000 a 740.000 morti. Adesso non so se ho il puntatore su questo, no. Lo vedete comunque nella riga morti, la terza riga. Una cosa curiosa che vi dico, sono un po' quelle leggende metropolitane che a volte ci sono nelle discipline. Si parla... Ah, è comparso, grazie. Come lo dirigo io? Ah, lo dirigi te. Allora vai su quei 740.000. Guarda a destra ancora. Lì, perfetto, quello lì, perfetto. Quello lì è il picco di mortalità registrata nel 2020 anche, ma non solo, per l'extra mortalità legata al Covid. Però c'è appunto questa leggenda metropolitana che gira tra i demografi che viene chiamata la maledizione degli anni pari, perché c'è un maggior numero di morti tendenzialmente negli anni pari. La spiegazione che alcuni danno è che ci sono poi a volte dei cicli, per esempio influenzali o altre cose, che le persone che sono già un pochino lì, un po' come le foglioline attaccate, muoiono, sopravvivono solo quelli più forti che resistono sino a quando poi... Ma non ha nulla di scientifico questo. Ecco, diciamo che sono dei tentativi di dare una spiegazione scientifica a questa cosa che a me fa sempre sorridere, però. La maledizione degli anni pari, adesso sapete anche questo. Per quanto riguarda invece, scusate, in questo caso è la Liguria, la slide riporta ancora Italia, ma è la Liguria, abbiamo avuto dei cali di popolazione da 1.532.000 abitanti a 1.507.000, quindi c'è stato un calo di circa 25.000 abitanti, che per la regione è piuttosto rilevante. Interessante osservare che in Liguria noi sostanzialmente abbiamo un saldo negativo di circa 15.000 persone per il saldo naturale, cioè la differenza tra i nati e i morti. Siamo un po' più di 8.000 nati contro più di 22.000 morti, e quindi questo porta a ogni anno sostanzialmente a partire da una differenza di meno 15.000 nati, già meno 15.000 di saldo naturale. Il saldo migratorio anagrafico sia interno che estero è positivo, cioè la Liguria ha una sua capacità di attrazione, così anche Genova, ma non è comunque sufficiente a compensare il declino legato alla componente naturale. Lo stesso in realtà succede in Italia. Le migrazioni nel 2020 sono diminuite molto per le ragioni del Covid, lo sappiamo. Infatti il saldo migratorio anagrafico estero per l'Italia si aggirava nel 2019 e nel 2021 sulle 150.000 unità, e vedete che nel 2020 ne abbiamo avuto invece solamente 87.000, il che con il picco di mortalità registrato ha portato un calo nel 2020 della popolazione italiana di 400.000 persone. Nel 2022 abbiamo visto una ripresa delle migrazioni internazionali, e quindi abbiamo avuto siamo riusciti a compensare un pochino di più, meglio, il saldo naturale anagrafico, che comunque era rilevante, di oltre 300.000 unità.
Questo è un grafico che rappresenta il saldo della popolazione 2011-2019 nei comuni italiani per dimensione demografica. Quindi abbiamo dei comuni, quelli verdi, che hanno registrato un aumento della popolazione e abbiamo alcuni comuni, quelli rossi, che hanno registrato una riduzione. Il grosso problema quindi che questa slide ci mette in evidenza sono le aree appenniniche, le aree interne, le aree montane. Poi la Liguria è tutta area appenninica, ma non è solamente la Liguria in grosso problema, ci sono aree del Friuli che sono veramente molto fragili, del Piemonte, ma guardate tutta la dorsale appenninica italiana, ma anche la Sicilia, la Sardegna, vedete che i centri abitati tengono in un qualche modo, la popolazione aumenta, un terzo, anche più di un terzo degli stranieri che vivono in Italia, no, in realtà sono la metà, se ricordo correttamente. La metà degli stranieri che vivono in Italia vivono nel nord Italia e quindi c'è questo elemento di attrazione. È chiaro quindi che lo spopolamento che stiamo osservando agisce in maniera differenziale sul territorio e indubbiamente ci troveremo a breve, e già lo stiamo osservando, aree interne sempre più spopolate, sempre meno abitate, con problemi anche di tipo di conservazione del territorio, proprio del orografico, diciamo così. Che cosa sta succedendo di diverso rispetto a quello che è successo nel passato? Questo grafico riporta un pochino l'andamento della popolazione europea dall'anno 1000 all'anno 2000. Più o meno la popolazione europea sino al 700 è cresciuta, sì, è triplicata, ma stiamo parlando di un periodo di 700 anni. Cresceva poco, non in maniera costante, vedremo che poi aveva dei salti e dei crolli molto frequenti. E poi dal 700 in poi, grazie alle grandi invenzioni della medicina, l'igiene pubblica, che i medici si lavassero le mani tra un intervento e l'altro, per esempio, la scoperta, l'invenzione del microscopio, la scoperta quindi di virus, batteri e tutta una serie di i farmaci, eccetera. Tutto questo ha migliorato fortemente, per esempio, i cimiteri fuori dalle città, tutte le innovazioni napoleoniche, cimiteri fuori dalle città, il tombamento delle fognature, l'acqua fresca nelle città e così via. Tutti questi elementi evidentemente hanno ridotto molto l'esposizione al rischio e quindi poi le diverse malattie, la circolazione degli agenti patogeni. E da lì poi la popolazione europea ha iniziato a crescere rapidamente e in 3 secoli è passata da 95 milioni, 100 milioni a mezzo miliardo di abitanti. Ma il modello demografico di questo che noi chiamiamo ancien régime è un modello che è andato avanti dall'origine dei tempi in linea di massima, cioè le popolazioni umane avevano un elevato tasso di natalità, famiglie grandi, tanti morti perché già in età infantile, ma comunque mortalità molto elevata. Si dice che, con le stime che si riescono a fare, l'età media al tempo dei Romani fosse 35 anni, il che non significa che a 35 anni fossero vecchi con la barba, è che morivano molti giovani, poi è chiaro, Cicerone è morto a 80 anni circa, non mi ricordo esattamente l'età, quindi si diventava anziani, ma semplicemente si moriva tanto in età infantile e poi successivamente nella vita si era più esposti ai rischi. Ma oltre a questo, il tasso di natalità era molto maggiore rispetto al tasso di mortalità. C'erano famiglie di 12-15 figli. Poi veniva qualche cosa, veniva la carestia, c'era la guerra, veniva la peste, l'epidemia e quindi questa andava a falciare tantissime delle persone viventi e sopravvivevano in un qualche modo solamente i più forti, cioè quelli che riuscivano a resistere, a sviluppare delle forme di resistenza alle malattie, alla peste o a resistere alle carestie o quelli che avevano vinto in guerra e così via. E questi dopo il passaggio di quello che è stato, carestia, epidemia, si trovavano in un mondo
con più risorse poi alla fine, e quindi c'era una forza generativa, e da lì vedete anche quello che vi dicevo prima, la forza nutritiva e la forza distruttiva. E in questo caso a quel punto vinceva la forza nutritiva, c'era il picco di natalità, la mortalità era più bassa perché erano i più forti, avevano resistito, la popolazione riprendeva, cresceva, ritornava più o meno sui livelli precedenti, poi continuava un pochino a crescere. È andata così, il modello cosiddetto stop and go, che è andato avanti per secoli, per millenni. Oggi invece questo è il nostro modello demografico. Noi siamo arrivati alla fine dell'Ancien Régime con alti livelli di mortalità e alti livelli di natalità, lo vedete sulla sinistra, ma poi grazie all'innovazione medica, grazie all'igiene pubblica, grazie a tutta un'altra serie di ragioni che abbiamo detto prima, abbiamo avuto un calo della mortalità molto rapido. In pochissimi decenni la mortalità è calata tantissimo. Pensate all'Italia dell'Ottocento e pensate all'Italia degli anni 30, per intenderci, per esempio. La mortalità scende in questo modello, che è quello in cui ci ritroviamo comunque nel nostro mondo, scende prima rispetto alla natalità, cioè il comportamento riproduttivo è più lento rispetto agli effetti della mortalità nel mutare. Quindi abbiamo avuto una fase in cui le famiglie continuavano ad avere dei comportamenti riproduttivi quasi come se la mortalità fosse quella dell'ancien régime, sino a poi vedere che nascevano 12 figli e 12 persone restavano in casa, 11 forse. E a quel punto poi, anche con il cambiamento economico del paese, l'inurbamento, vivere in 12 magari in campagna o vivere in 12 in centro a Genova è una cosa decisamente differente. Allora si sono innescati tutta una serie di meccanismi non naturali ma sociali di controllo delle nascite, di investimento del capitale umano, di crescita del capitale umano. Meglio avere un figlio o 2 figli, ma riuscire a farli studiare e portare all'università, piuttosto che avere 12 figli che erano magari braccia per lavorare i campi. Quindi in un secondo momento è calata anche la natalità. Il grosso differenziale, questa linea grigia che vedete qui in mezzo, tra la linea della natalità che resta alta e la linea della mortalità che diventa bassa, è il picco di crescita della popolazione. Ed è quello che adesso, che noi abbiamo passato, diciamo così, negli anni 60, anche un pochino prima, perché poi sono periodi, è difficile dare una durata esatta, perché ogni paese, ogni realtà segue dei modelli differenti, ma che adesso l'Africa sta affrontando. Quindi noi in questo modello demografico, questo cosiddetto della transizione demografica, ormai ci troviamo qua con tassi di natalità e tassi di mortalità molto bassi, anzi addirittura il nostro tasso di natalità è sotto quello di mortalità, infatti stiamo diminuendo numericamente come popolazione, mentre altre parti del mondo si trovano in questa parte. La Cina, che è cresciuta tantissimo, da 3 anni è in calo demografico, l'India sta rallentando la sua crescita demografica e quindi è da queste parti, l'Africa più o meno è qua. E quindi è nella sua piena esplosione, cioè sta per entrare nella sua piena esplosione demografica, non c'è ancora. Questo sostanzialmente è l'effetto di questo modello demografico. Le 2 linee che vedete qui, per intenderci, in Italia questi sono dati di dati Istat comunque, del 1861, 71, 81, dati di censimento sostanzialmente. L'aspettativa di vita in Italia era per le femmine di 32 anni, per i maschi di 29 anni, nel 71 era già salita a 35-34 anni e nell'81 38 anni più o meno, una e l'altra. Ecco, oggi l'aspettativa di vita è un po' calata in realtà dopo il Covid, comunque si aggira attorno agli 82 anni, poi il numero esatto cambia ogni anno. Ma che cosa è successo? Beh, si utilizza questa curva che vediamo qua a sinistra, che viene chiamata curva dei sopravviventi, cioè noi immaginiamo di avere 100.000 persone, invece di prendere proprio il valore della popolazione, e vediamo come anno dopo anno questa generazione di 100.000 persone piano piano si va ad estinguere. La linea grigia è quello che succedeva in linea di principio nel 1974. Quello che noi vediamo con la linea più scura invece è quello che è successo nel 2020. Vedete che la curva va più avanti.
Questo processo dal punto di vista demografico viene chiamato rettangolarizzazione della curva dei sopravviventi, cioè noi stiamo andando verso un contesto demografico in cui le persone che nascono tendono a sopravvivere più a lungo rispetto al passato, però c'è una specie di barriera che noi non riusciamo a superare, che è l'età limite. L'età limite si sta allungando, cioè tendenzialmente è più facile arrivare oltre i 100 anni o osservare persone che vivono 105-106 anni, ma a fronte di un'aspettativa di vita che è passata da diciamo 40 a 80 anni, non ci sono persone che vivono 200 anni o 160 anni, quindi è in un qualche modo, e su questo entrano poi in gioco i medici, i biologi, in certo senso è come se il nostro fisico, il nostro corpo, il nostro modello anche di specie umana dica a un certo momento: hai finito il tuo periodo riproduttivo, è utile che tu ti tolga per lasciare spazio a qualcun altro. Quindi questo è quello che sta succedendo. Infatti, se noi andiamo a vedere in un qualche modo queste 100.000 persone a che età muoiono rispetto all'età, a che età muoiono, scusate, rispetto a diversi anni, adesso questo lasciamolo perdere. Vedete che nel 74 le persone iniziavano a morire in maniera abbastanza consistente a partire dai 50 anni e poi l'età tipica alla morte, che viene chiamata punto di Lexis, era attorno agli 80 anni. Nel 2020 ormai è prossima ai 90 anni, anzi 89, che è l'età in cui è morto mio papà l'anno scorso. Quindi ci siamo. Questo invece rappresenta il calo della mortalità neonatale, perché comunque ancora adesso noi abbiamo una maggior mortalità dei bambini in età 0, 1, 2 rispetto a 3, 4, 5, perché comunque i corpicini sono fragili, ci possono essere tante ragioni varie, però vedete come il cambiamento delle condizioni di salute, la pediatria e tutto il resto abbia ridotto in maniera consistente il numero di bambini che muoiono prima del compimento del primo anno di età. C'è da tenere conto che, adesso vado a memoria, l'età media alla morte dei bambini che muoiono entro il primo anno di età è 21 giorni, quindi significa che sono proprio problemi, sì, di sviluppo del bambino. Questo è il calo della fecondità, uno dei due elementi legati all'invecchiamento. Allora, qua arriviamo al 2020, la linea grigia rappresenta il numero di figli per donna dal 1950 al 2020. Negli anni 70, più o meno, quindi allora diciamo che il baby boom si conclude un po' verso il 68, poi abbiamo avuto ancora dei comportamenti riproduttivi abbastanza sostenuti, però poi abbiamo avuto un calo molto forte negli anni 80. Negli anni 80 vedete che il numero di figli per donna scende al di sotto dei 2 figli per donna, che è il livello di conservazione del numerica, e adesso siamo al di sotto di 1,5, siamo attorno all'1,25 figli per donna. E la linea nera invece è uno studio fatto per generazioni, cioè quanti bambini hanno avuto le donne della generazione del 1950, all'incirca 2,3. È chiaro che ci dobbiamo fermare più o meno nel 1998 perché consideriamo poi l'età riproduttiva. Dobbiamo considerare un po' tutto il periodo riproduttivo per arrivare a questo risultato. Dall'altra parte abbiamo invece l'invecchiamento e per rappresentare la struttura di una popolazione per età viene utilizzato questo grafico che chi ha fatto un pochino di statistica potrebbe capire che è un istogramma ruotato di 90 gradi. Noi andiamo a prendere le età e le posizioniamo qua nella linea in mezzo e rappresentiamo delle linee tanto più lunghe quanto più sono presenti bambini o bambine o uomini o donne. E quindi noi vediamo che se ci sono nella popolazione tanti bambini, questa parte sarà un po' più gonfia. A mano che andiamo in su, evidentemente le persone muoiono nella vita e nelle parti più alte di questa piramide, perché l'hanno chiamata piramide perché quando hanno iniziato a studiare queste cose venivano dei disegni a piramide, e vediamo che quindi si svuota per l'effetto ovviamente dei decessi delle persone. Qui abbiamo due cicatrici
in particolare questa molto evidente, questa un pochino meno, che sono i cali di natalità legati alla Prima Guerra Mondiale e alla Seconda Guerra Mondiale, perché qua gli uomini erano al fronte e poi comunque in guerra non ti viene proprio voglia durante la guerra di mettere al mondo dei figli, e questo invece è l'effetto della Seconda Guerra Mondiale che ha avuto. Attenzione, non sono i morti in Seconda Guerra Mondiale durante è la perdita di nati legati alla guerra. La slide successiva rappresenta la stessa piramide nel 2001. Vedete la differenza? Ora vi faccio in realtà vedere questo video che secondo me, che ha fatto Istat un po' di anni fa, però secondo me è molto carino. Quindi se avete capito bene come funziona questa piramide dell'età, adesso vedrete come scorre, la vedrete scorrere verso l'alto. Cioè le persone che nel 72 avevano 0 anni, nel 73 avranno 1 anno e quindi salirà su di un gradino. E vedrete proprio come questa parte un po' più ricca di persone, che sono proprio quelli legati al baby boom, scorrerà verso l'alto e vedrete come la base diventerà sempre più fine, determinando quindi questa, eccola qua, questa disparità di popolazione. Vedete il calo della natalità che ha retto per un po' di anni dopo il 68 e ora si sta svuotando, diminuisce. E quindi questa è la componente cosiddetta di invecchiamento dal basso della popolazione, invecchiamento dal basso legato al calo delle nascite, mentre l'invecchiamento dall'alto è il fatto che comunque questa piramide si alza sempre un po' di più e diventa sempre un po' più ricca in cima perché le persone sopravvivono. Ecco, questa era la situazione del 2011, quando hanno stato fatto questo video. Quindi l'Italia era di 60,5 milioni. Poi l'Istat ha messo dentro dei modelli di previsione che in realtà erano ottimistici perché i risultati che vedrete sono più alti rispetto a quelli reali, però capite che cosa sta succedendo. Capite che queste persone stanno arrivando a fine vita e queste persone invece sulla base bassa sono quelli che dovranno in un qualche modo gestire tutte le persone che stanno sopra, quindi il famoso carico sociale. E questa è la situazione del 2045. Ora vedete che siamo arrivati, secondo le previsioni di Istat, a 62 milioni, ma in realtà noi siamo già sotto i 60 milioni oggi, quindi erano ottimisti. E vedete che stanno arrivando a fine vita e adesso il calo accelera. Accelera perché queste persone appunto arrivano a fine vita. Quindi questo, anche se un po' datato, a me piace come video, lo faccio vedere sempre perché è molto efficace, sì. Quindi le 3 I dell'invecchiamento. Inedito, non è mai successa una cosa del genere nella storia dell'uomo. Incisivo e pervasivo in tutti i paesi del mondo, in tutte le classi sociali, in ogni sottopopolazione, in ogni dimensione della vita umana. Irreversibile, perché alla fine, innanzitutto, il calo della mortalità speriamo sia irreversibile, nel senso che il miglioramento medico è stato tale che dovrebbe essere irreversibile. Per carità, possono sempre venire delle pandemie inedite, anche quelle, però speriamo di riuscire a gestirle. E quindi sono le 3 I alle quali poi possiamo aggiungere anche la I dell'Italia, per esempio, che è uno dei paesi in cui questo effetto si fa sentire di più. Arriviamo alle previsioni che ci dà l'Istat da qua al 2080. La popolazione italiana, partendo da circa 59 milioni di abitanti nel 2022, andrà a scendere a circa 45 milioni nel 2080, con un calo di 13 milioni di persone e circa un quinto della popolazione che non ci sarà più. Ora, accanto a questa linea nera, trovate anche delle linee colorate in azzurro, che sono, diciamo così, delle spanne, no? Si cerca di dire nello scenario, prendiamo questo scenario cosiddetto mediano e poi diciamo mettiamo un pochino più alto, un pochino più basso. Comunque, sperando di non arrivare al di sotto dei 40 milioni, possiamo ritenere di essere all'interno di questa fascia centrale. E quindi questo ci sta a dire, e poi tenete conto che queste previsioni, il bello delle previsioni demografiche, che sono talmente lontane che nel 2080 nessuno andrà a vedere che cosa abbiamo detto nel 2023, perché poi vengono aggiornate ogni anno, quindi anche se sbagli nessuno se ne ricorda. Però il problema è che noi dobbiamo mettere qua dentro fare tutta una serie di ipotesi. Quale sarà
fecondità nel 2070, nel 2060, quanta saranno gli immigrati nel 2060, 2070, ma io cosa ne so? Cerco di prendere dei valori che siano realistici, quindi è proprio creazione di scenari. Però, stanti alcuni valori che possiamo ritenere plausibili in base ai trend che stiamo osservando, e quello che osserviamo è questo. Giusto per anche dare un'idea, forse ve l'ho tolta, non mi ricordo, ci sono alcuni indici che vengono utilizzati per misurare il carico di queste strutture demografiche. Quindi guardiamone solamente alcuni. Prendiamo per esempio l'indice di vecchiaia, che è un rapporto tra la popolazione anziana rispetto alla popolazione giovane. Poi, per essere precisi, dovremmo dire esattamente cosa intendiamo per anziani e cosa intendiamo per giovani. Però diciamo che se nel 52 c'erano 31 anziani ogni 100 giovani, nel 2021 ci sono 183 anziani ogni 100 giovani, che ci dà quindi già l'idea di questo indice di vecchiaia. Dopodiché abbiamo anche per esempio l'indice di ricambio, quindi quanti stanno uscendo dal mercato del lavoro rispetto a quanti stanno entrando. Se erano 46 quelli che uscivano, ce n'erano 100 che entravano, adesso ne stanno uscendo 138 e ne entrano 100. E quindi ci dà un'idea di come la situazione sia pesante, ma non solo in Italia, nel senso che non è che dobbiamo dire, oddio, noi italiani cosa abbiamo combinato, è un fenomeno trasversale per tutti i paesi, siamo più avanti di altri paesi nella questa transizione demografica, siamo comunque in buona, non lo so, compagnia con tutti i paesi più sviluppati, sicuramente quelli europei. E per quanto riguarda invece la parte di popolazione tra i 15 e i 64 anni, noi perderemo un 34% di questa fascia d'età, passando da 37 milioni e mezzo di abitanti a 24 milioni. Poi nel 2080 ci possiamo vedere per vedere se è tutto corretto, ma vedete come l'incertezza, soprattutto da qua al 2050, non sia poi così grande, perché siamo già ormai nel 2020, stiamo parlando di fra 20 anni, quindi diciamo che tra 20 anni significa che noi stiamo guardando adesso quanti settantenni ci sono e quanti arriveranno a 90 anni, però poi ci sono ancora persone che vanno oltre i 90 anni, quindi insomma abbiamo una buona sicurezza nel ritenere che l'andamento della popolazione sarà approssimativamente questo, più o meno capiamo la direzione. Questa invece è la popolazione di novantenni oltre. Oggi in Italia abbiamo 830.000 novantenni, ne avremo nel picco degli anni 60 di questo secolo 2 milioni. Poi vanno a diminuire perché? Perché abbiamo avuto il baby boom e è chiaro, quindi quelli vanno a fine vita e alle spalle ne hanno di meno, quindi ci sarà una diminuzione. E questi invece sono gli ultracentenari. Attualmente in Italia ci sono 20.000 più o meno ultracentenari, ne avremo più di 100.000. Ora, tra l'altro, qualche medico mi diceva che una persona al di sopra degli 85 anni ha una probabilità circa del 20% di sviluppare delle malattie come l'Alzheimer, comunque di demenza senile e di questo tipo. E quindi è chiaro che un discorso è se 1 su 5 sono diciamo 4.000 e qua iniziano ad essere 20. È chiaro che la scala dei problemi si fa più. E questi sono gli ultracentenari, oltretutto. Questi sono invece i novantenni e oltre. Poi non ho fatto altre scomposizioni per età per non vedere. Vediamo un po' adesso come ci collochiamo in Europa, cioè la presentazione poi parlava un po' dell'Europa, ma il discorso che abbiamo fatto per l'Italia non è così lontano da quello degli altri paesi. Siamo partiti in realtà, scusate, qua ho preso i paesi europei che hanno più di 20 milioni di abitanti, che quindi sono Germania, Italia, Francia, Spagna e Polonia. E poi la linea arancione rappresenta l'Unione Europea nel suo complesso, che lo trovate qua non nel secondo grafico. Questi sono i tassi di fecondità nazionali, quindi noi siamo partiti negli anni 60, vedete la linea rossa, con dei tassi di fecondità attorno a 2,5, l'abbiamo visto anche prima. Alcuni paesi come la Spagna avevano i tassi di fecondità più alti, infatti la Spagna comunque negli anni 60 e 70, i primi anni 80 è cresciuta molto poi numericamente. E poi
La Spagna ha avuto un calo molto, molto forte, la Polonia è rimasta piuttosto elevata più o meno alla fine degli anni '80 per poi scendere, poi ci siamo più o meno tutti assestati attorno a un valore compreso tra 1,3 e 1,5. L'unico paese che... Scusami, chiedo scusa? Sì. L'unico paese che ha mantenuto un tasso di fecondità un po' più alto, ma non altissimo, è la Francia, che ha fatto delle politiche molto forti di familiari, specialmente come incentivi fiscali per le famiglie numerose, che praticamente non pagano tasse se hanno i figli, hanno dei benefici fiscali molto forti, ma comunque stiamo parlando di valori che sono al di sotto del 2 o attorno al 2, quindi è il livello sostanzialmente di conservazione, che inserendoci poi anche un po' di migrazioni possono determinare un incremento poi della popolazione. Quindi queste sono le previsioni al 2050 che ci vengono date dalla Banca Mondiale di questi paesi. Non c'è l'Unione Europea perché era poi fuori scala, poi lo vedremo dopo l'Unione Europea. Ma vediamo che la Germania sostanzialmente ha raggiunto anche lei il suo massimo in questi anni e le previsioni danno un declino. La Germania è il blu scuro che vedete in alto. L'Italia abbia raggiunto, come abbiamo detto prima, il declino negli anni attorno alla metà del decennio scorso e adesso sta diminuendo. La Spagna è cresciuta anche abbastanza, ma di nuovo si prevede un declino. La Polonia si è fermata per parecchi anni, adesso anche lei sta diminuendo. L'unica che sta crescendo, soprattutto grazie poi ai fenomeni migratori, è la Francia, che però si prevede che tra una ventina d'anni anche lei si fermerà, cioè sta rallentando e inizierà un po' a declinare. Cosa sta succedendo alla popolazione mondiale? Perché, poi fatemi segno se sono troppo lungo, non ho ancora moltissime slide. Cosa sta succedendo nel mondo? Allora, io sono appassionato di fantascienza e quindi capita di leggere questi libri in cui si parla di questi pianeti formicaio con centinaia di miliardi di persone, migliaia di miliardi, billions di persone che abitano. Diventeremo centinaia di miliardi? Secondo me no, difficilmente, anzi, un po' perché non ce la faremo dal punto di vista delle risorse, quello sicuramente, ma anche perché la popolazione mondiale, la crescita della popolazione mondiale sta rallentando. Oggi siamo circa 8 miliardi, un po' più di 8 miliardi, ma la transizione demografica si sta completando in numerose parti del mondo, mentre in altre sta esplodendo, ma bisogna capire quanto durerà ancora questa fase esplosiva. Quindi sicuramente sino al 2050, sino a fine secolo, possiamo immaginare una crescita della popolazione che potrà arrivare a 12-15 miliardi forse, ma comunque sicuramente alcune parti del pianeta hanno finito di crescere. Per esempio, prendiamo l'Unione Europea. È praticamente una linea orizzontale, non crolleremo probabilmente, ma sicuramente non cresceremo in maniera sostanziale. L'Asia dell'Est e l'area pacifica è cresciuta moltissimo grazie all'India, grazie alla Cina, eccetera. Soprattutto questa qua abbiamo la Cina, scusate, poi l'India in un'altra parte, ma abbiamo finito di crescere e inizierà il declino. L'unica parte del mondo, che poi tra l'altro è quella di cui si accennava anche nella descrizione della presentazione, che sta crescendo e che crescerà in maniera consistente è l'Africa. Tra l'altro l'Africa subsahariana, perché l'Africa del Nord più o meno ha i nostri parametri in un qualche modo. Guardiamo questa che è la piramide demografica, quella che abbiamo visto, la piramide per età dell'Unione Europea nel 2019 e nel 2050. È più o meno quello che abbiamo visto prima. Stimiamo nel 2050 mezzo milione di ultracentenari e sicuramente di nuovo la parte bassa più leggera rispetto a quella più alta. Ma qua ci dobbiamo porre anche delle questioni di peso demografico e forse i regimi autoritari del passato in un qualche modo quando ragionavano sulla dimensione della popolazione anche come peso politico forse non avevano neanche tutti i torti. Al momento noi abbiamo
una popolazione di 8 miliardi. Nel 2050 stimiamo un pochino meno di 10 miliardi di abitanti, quindi una variazione di 1,5 miliardi di abitanti in circa 25 anni. Bene, dove saranno questi aumenti? Allora, il valore aggregato che vedete nella tabella sopra è stato scomposto per paesi a basso reddito, a medio-basso, medio-alto e alto reddito. E quindi mentre i paesi ad alto reddito come il nostro o medio-alto cresceranno dell'1,5%, dell'1,3% in 25 anni, quindi sostanzialmente niente, i paesi a basso reddito cresceranno dell'80%, passando da 700 milioni di abitanti a 1,3 miliardi, più di mezzo miliardo di persone in più. I paesi a basso reddito, medio-basso, passeranno da 3 miliardi e 2 a 4 miliardi e 2 e quindi circa 1 miliardo di persone in più. E sono tanti. Se poi andiamo a vedere la nostra Unione Europea rispetto alle diverse aree del mondo, adesso poi se mi mettete a fare il calcolo con la calcolatrice, la somma di questi non dà esattamente il valore sopra perché alcune un po' si sovrappongono, però l'Unione Europea passerà da 446.000 a 417.000 abitanti con una perdita di 28 milioni di persone, che quindi praticamente tolti i paesi che abbiamo visto prima, tutti gli altri hanno meno di 20. È come perdere la Polonia sostanzialmente, anzi la Polonia è un po' più piccola, però è un po' quasi come perdere la Polonia, più della Polonia. L'area euro perderà il 5% della sua popolazione. Dove avremo gli incrementi maggiori? Ma guardiamo l'Africa occidentale e centrale. Crescerà del 76%, quasi 1 miliardo di persone. L'Africa orientale e meridionale 1,3 miliardi contro i 739 che ci sono adesso. L'Africa subsahariana, l'abbiamo visto, crescerà del 76%. Perché il mondo arabo crescerà, sì, comunque 200 milioni di persone, il Nord America crescerà un pochino, del 10%, 39 milioni di persone. Indubbiamente la zona del mondo che dal punto di vista demografico è messa peggio è l'Europa. Sono tutti elementi che dovrebbero fare anche un po' pensare dal punto di vista di pressioni migratorie che si genereranno, perché se l'Europa, anche come peso specifico della popolazione mondiale, qua pesava il 5-6%, comunque poco, in questo caso peserà il 4,3%, cioè ci sono anche una serie di valutazioni di equilibri internazionali. Qua ho scelto alcuni paesi, quelli che forse cresceranno, saranno più grandi nel 2050 in termini di popolazione. Oggi la Cina è stata superata dall'India nel 2023, quindi però sono sostanzialmente equivalenti, poco meno di 1,5 miliardi di abitanti. La Cina inizia il declino, la Cina avrà una sfida enorme all'inizio del prossimo secolo, perché se adesso noi abbiamo quella piramide demografica che abbiamo visto, con tutti gli anziani che stanno arrivando negli anni 50 a fine età, e loro ce l'avranno a fine secolo e inizio secolo, quindi i problemi che noi adesso dovremo affrontare per la sostenibilità di questo cambiamento demografico, loro ce l'avranno a fine secolo. Gli Stati Uniti sì, cresceranno un pochino, un paese a forte immigrazione, multiculturale, eccetera, ma guardiamo per esempio la Nigeria. La Nigeria crescerà da 223 milioni di abitanti a 377, con un incremento di 153 milioni di persone. Guardiamo anche l'Etiopia o l'Angola. L'Angola raddoppia, va bene, non siamo grandi numeri, però 36 milioni di persone contro 72. Il Sudan, l'Uganda, il Congo passerà da 102 a 217 milioni di persone. Sono previsioni, d'accordo, però dovrebbero darci un pochino l'idea di che cosa sta succedendo. Quindi noi ci troveremo di fronte a un continente africano molto giovane, con tanta energia produttiva, riproduttiva, e un'Europa affaticata, sicuramente affaticata. E arriviamo un po' anche all'ultima slide, così concludo. Quindi le nuove tecnologie che l'avevamo un po' promesso. Quindi che cosa possiamo fare per
gestire questa situazione. Devo dire che io non sono particolarmente ottimista sul fatto che si possa pensare di avere un'inversione di questo processo demografico, perché significa che adesso per riuscire a risolvere un problema consistente dell'invecchiamento dovremmo ritornare su livelli riproduttivi degli anni 60, non dico magari 1 milione di bambini, ma raddoppiare quelli attuali, 800.000, ma non vedo proprio le condizioni. Ma non solamente per una questione economica del perché non facciamo più bambini, la ragione economica, sì, c'entra anche quello, ma è anche una questione di scelte, cioè le persone, i ragazzi, le coppie decidono di posticipare i comportamenti riproduttivi e poi a volte è troppo tardi, comunque a volte decidi di provare ad avere un figlio, ma ormai non ce la fai più, perché a quel punto magari sei anche in una fascia d'età in cui la fertilità poi è calata oltretutto. Quindi uno dei temi grandi sicuramente è quindi di gestire questa situazione. E allora dobbiamo prevedere la sostenibilità dei sistemi di welfare, quindi tutte le volte in cui c'è la questione dell'età di pensionamento, io però da persona che vede questi dati capisco che un sistema contributivo più che retributivo sia la soluzione, e anche la sostenibilità di una cioè gli anni 50 con tutti quei pensionati che ci sarà, neanche anche prima in realtà, perché in realtà diciamo che i baby boomer arriveranno in pensione tra un 15 anni più o meno, su per giù, forse anche qualcosina di meno. E sarà un problema di gestione sicuramente economica, quindi si sta cercando di dilazionare il pensionamento. Ma poi l'altra grande questione è quello delle aree interne, perché io sono convinto che le città, le aree metropolitane terranno, perché sono luoghi di aggregazione. C'è la ragione per vivere a Genova, c'è la ragione per vivere a Milano. Vivere in piccoli paesi è una scelta vocazionale che, se sto male, non sono sicuro di avere una risposta tempestiva del medico o un aiuto rapido del farmacista. E allora lì è importante che cosa? La telemedicina, per esempio, oppure i wearable devices cosiddetti, cioè quegli strumenti che possono essere indossati per il monitoraggio delle funzioni cardiache e tante altre cose. È chiaro che servono forti investimenti in questo senso e capire anche come fare. C'è per esempio un progetto di cui ho sentito parlare dell'utilizzo delle stazioni dei treni delle località secondarie come centri di servizio per il territorio, perché adesso ci sono delle stazioni che sono sostanzialmente abbandonate, cioè abbandonate, magari tenute bene, ma vuote, e invece si potrebbe pensare di utilizzarle come servizi sul territorio da offrire alla cittadinanza. E poi anche la questione della produttività del lavoro. Dobbiamo aumentare la produttività del lavoro, perché se abbiamo un calo della popolazione in età lavorativa così consistente, cioè del 34%, se queste persone non lavorano più, se io prima avevo 100 pizzaioli che potevano fare 1000 pizze, se adesso io ne ho 70, più di quelle pizze un pizzaiolo poverino non le può fare, almeno che non si introducano dei sistemi per fare delle pizze che probabilmente non sarebbero anche meno buone, non lo so, però perché ciascun pizzaiolo possa fare più pizze e recuperare questo 34%. E qui che cosa potrebbe aiutare? Beh, l'intelligenza artificiale, per esempio, è vero che può essere una minaccia per alcune professioni, però è chiaro che se per esempio io devo analizzare, faccio un esempio, o tradurre tantissimi testi, oppure analizzare tanti dati medici, se ho un'intelligenza artificiale affidabile che mi scansiona centinaia di lastre ogni giorno e mi identifica quelle in cui ci sono dei problemi, beh, accelero sicuramente il processo, aumento la produttività. E poi la sostenibilità del debito pubblico. Abbiamo un gigante di debito pubblico e diciamo, ma sì, l'importante è che cresca il PIL, non è importante ridurre il PIL crescerà, cioè l'importante è riuscire a continuare a far crescere il PIL, perché se il rapporto debito-PIL poi improvvisamente aumenta, non perché aumenta il debito, ossia perché aumenta il debito, ma anche perché diminuisce il PIL, e non diventa proprio più sostenibile la situazione. E quindi è anche una sfida economica questa, per dire, sarà
fine secolo sostenibile dai punti di vista di contabilità dello Stato e di sostenibilità dei conti pubblici? Potremmo ancora permetterci di avere una sanità gratuita, anche se pagata con le tasse, però ci saranno le stesse persone che pagano le tasse, ci saranno le stesse persone che pagano i contributi previdenziali per garantire le pensioni, e sono problemi grossi, ma problema secondo me non è tanto, come dicevo prima, quello di invertire il processo demografico riuscendo a far ripartire le nascite, sicuramente sì, ma dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che stiamo andando in una situazione complicata e bisogna gestirla. Purtroppo molto spesso i governi hanno un interesse di breve periodo, non di lungo periodo, e quindi le modifiche strutturali, lo sappiamo bene come sono difficili. Qui forse l'Unione Europea ci può dare una mano perché ha un orizzonte sicuramente più lungo. Dall'altro punto di vista ci sono le migrazioni. Sulle migrazioni non parlo, anche perché è estremamente complesso e penso di avere finito il mio tempo. Però indubbiamente con questo grande incremento di persone in alcuni continenti è chiaro che dobbiamo aspettarci anche un aumento delle migrazioni di persone probabilmente non specializzate, che non rispondono quindi a quelle esigenze però che dicevamo anche di incremento della produzione. Quindi ci sono anche degli aspetti di gestione in un qualche modo dei flussi migratori, gestione che io in un qualche modo non vedo, in questo momento proprio non vedo. Disuguaglianze territoriali profonde ci saranno e devono essere anche queste gestite in maniera opportuna. Dal punto di vista industriale, oltre all'intelligenza artificiale, anche la robotica, poi voi sapete che qui a Genova abbiamo l'ecosistema dell'innovazione RISE, quindi Robotics and Artificial Intelligence, che può essere estremamente importante. Ora, ci sarebbero tante altre cose da dire, ho cercato di prendere alcuni elementi chiave e seguire un filone principale, poi è chiaro che le diramazioni potrebbero essere veramente tanti, ma la sfida è veramente tosta, scusate il termine poco accademico, ma è molto tosta. Grazie, spero che vi sia interessato.